Il giorno dopo i segni sull'asfalto parlano di una terribile traiettoria di morte che nella serata di giovedì non ha lasciato scampo a due motociclisti sulla strada del mare tra San Stino di Livenza e Caorle. Qui a Sesta Presa si sono incrociati drammaticamente i destini di due uomini, entrambi residenti in zona. Il primo Enrico Bellinazzi, di 50 anni, gestore di una pompa di benzina per barche a Porto Santa Margherita, stava rientrando a casa a Ottava Presa, dove lo attendevano la compagna e la figlioletta. Sul lato opposto Pierluigi Dorigo, che di anni ne aveva 67, diretto nella sua Caorle. Sull'esatta dinamica dello scontro stanno indagando gli uomini della polizia locale. Di certo l'impatto è stato violentissimo, gli stessi soccorritori, vigili del fuoco e SUEM hanno parlato di una scena infernale. La moto di Bellinazzi in particolare è finita nel fosso che costeggia la provinciale, i due corpi sono stati sbalzati per decine di metri. Il tratto è noto per la scarsa visibilità di quello che a tutti gli effetti è un falso rettilineo che spesso induce a correre. La visibilità è molto scarsa e quindi abbiamo segnalato diverse volte queste criticità. Purtroppo questi incidenti poi, eccoli là, succedono e quindi cerchiamo di migliorare e di far tesoro di queste disgrazie, diciamo così, che non passino in vano. Ma c'è una tragedia nella tragedia. Il fratello di Dorigo è morto poco tempo fa sempre in un incidente stradale con la moto in una località poco distante. L'anno scorso il fratello di Dorigo era morto in moto a Valcasoni, sempre sulla provinciale 42 per andare a Eraclea. E quindi si somma disgrazia a disgrazia praticamente. Mentre le indagini proseguono e i corpi sono a disposizione della Procura di Pordenone, resta una comunità scossa per il doppio lutto. A Ottava Presa Bellinazzi era molto conosciuto, questo il ricordo dell'amico di una vita. Noi ci troviamo praticamente tutti i giorni a portare i bambini a scuola e quindi prendevamo l'autobus e portavamo i bambini a prendere l'autobus. Classe mia, aveva 50 anni, è una grande persona.